Fingendo di portare il bambino a fare una passeggiata, una coppia di ventenni di origine marocchine spacciava all'interno di un'area verde in zona Chiesa Rossa. Il 29 maggio scorso, l'uomo e la donna sono arrivati al giardino, tenuto sotto osservazione, intorno alle ore 20 e sono stati visti dagli agenti in borghese del nucleo contrasto stupefacenti mentre scambiavano con un terzo uomo una sostanza marrone, estratta dal portaoggetti del passeggino in cui stava il bambino di 2 anni, con 2 banconote da 50 euro. Subito intervenuti, gli agenti hanno trovato all'interno del passeggino 2 panetti di hashish per un peso totale di 194 grammi. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 670 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Al ragazzo arrestato sono stati inoltre trovati addosso 120 euro e altri 400 grammi di hashish, nascosti nella mascherina protettiva. La mamma del piccolo è stata indagata in stato di libertà e la coppia è stata segnalata dalla polizia locale in quanto risultata occupante abusiva dell'appartamento perquisito. A Monza ha approvato il format per l'apertura dei centri estivi. Dopo i grandi sacrifici che le famiglie hanno dovuto supportare in queste settimane di lockdown, spiega il sindaco Allevi, l'avvio dei centri estivi per i loro figli era un aspetto imprescindibile della ripartenza, senza il quale non può esistere né una vera rinascita dell'economia né un ritorno alla normalità. A partire da lunedì 15 giugno, infatti, i centri estivi potranno riaprire. Rientreranno in classe i 180 bambini della materna comunale Pianeta Azzurro. Per i bambini da 0 a 3 anni dei 7 nidi comunali sono previste 2 proposte educative: giardini aperti con la presenza di un genitore per i più piccoli e centro estivo per i bambini che hanno compiuto i 3 anni. Stessa possibilità e stessa identica data anche a tutte le altre 22 scuole paritarie del territorio. I quartieri popolari, intesi come spazi urbani e sociali, che possono assumere un ruolo chiave nei processi di rigenerazione urbana. Muove da qui la riprogettazione di 2 aree di Milano con l'obiettivo di integrare i servizi pubblici per la casa e il più ampio sistema di welfare territoriale. Il Comune si è aggiudicato 28 milioni di finanziamento CIPE per riprogettare i quartieri popolari di Corvetto, a sud-est tra lo scalo di Porta Romana e Rogoredo Santa Giulia, dove sono già in atto e in programma grandi processi di trasformazione, e del quartiere Gorla, l'area a nord della città, già oggetto del concorso internazionale Reinventing Cities, che prevede proprio progetti di rigenerazione ambientale e urbana nel rispetto dei principi di sostenibilità e resilienza. I 2 nuovi progetti completano e potenziano i piani di recupero delle rispettive aree, rimanendo quindi coerenti rispetto alle previsioni del piano di governo del territorio, senza richiedere alcuna variante, e sono entrambi a zero consumo di suolo.